È arrivato il momento di Davide Santa Colomba. Buonasera a tutti. Buonasera. Dici da dove vieni e qual è la tua esperienza, così ti conosciamo. Un secondo, posso avvicinarmi un attimo davanti? Sì. Ho bisogno di guardare bene le labbra per sempre. perché, allora io vengo da Palermo, ho quasi 30 anni e sono un pianista un po' particolare perché ho dei problemi uditivi. Soffro di una ipoacusia grave neurosensoriale bilaterale, cioè entrambe le orecchie, che mi è stata diagnosticata all'età di 8 anni. Diciamo che quando la passione per la musica è nata proprio in prossimità degli esami di accertamento tenuti a Milano all'ospedale di Guarda. C'era una signora che suonava il pianoforte dentro la casa dove alloggiavamo, suonò Fra Martino Campanaro, io lo riprodussi ad orecchio, tra virgolette senza orecchio, perché lo suonò nel registro dei suoni gravi che io con le mie orecchie sento. Riuscivi a percepire? Sì, mentre i suoni medi e i suoni acuti non li ho mai sentiti. Dopo ho iniziato il mio percorso musicale, a 13 anni mi sono iscritto al conservatorio. Ovviamente ci sono stati un sacco di momenti di sconforto, anche il mio primo maestro, ovviamente chi può credere che un sordo possa suonare? Quindi non do nessun torto. Bella, una bella storia. Sei diplomato? Sì, E poi? mi sono diplomato, ho fatto un master per l'insegnamento della musica in Svizzera, a Lugano. Ovviamente per fare questo master c'è stato un esame di ammissione, c'erano partecipanti da tutto il mondo e io sono stato ammesso solo un posto nella classe e ho vinto questa sfida. Già, solo il fatto di essere arrivato qui per me è comunque già una vittoria. Io non ti farei neanche suonare perché è una storia bellissima, una realtà e una speranza per tutti quelli che non hanno il tuo problema ma hanno dei problemi simili. Sì. Quando noi riusciamo a raccontare al sabato sera storie così abbiamo già vinto tutti quanti. Per cui grazie davvero. Grazie. Cosa ci fai aspettare? Allora, sono un pezzo che è molto molto importante per me, si chiama Struggle for Pleasure, un brano di Wim Mertens, però mi piace sempre improvvisarci un po' su per raccontare sempre una storia. Prego. Sento solo i bassi, non sento gli altri. Non li sento. Quindi i bassi ti danno il suono, ma io no, secondo me.
ti accorgi di come suoni bene o no? Cioè tu ti senti quando suoni o siamo noi solo che sentiamo tutto? Allora, prima non vi ho detto una cosa importante. Io 4 anni fa ho fatto anche un impianto cocleare che mi aiuta a sentire tutte le frequenze, non proprio come una persona normale. È un grande aiuto per me. Però sento la musica non si sente soltanto attraverso l'udito, si sente attraverso le mani, attraverso la mente. Io nel mio percorso, nei miei studi, cercavo di fare tutto quello che dovevo suonare nel registro acuto, lo studiavo nel registro grave e poi attraverso un processo di logica lo riportavo nel registro acuto. È stato uno studio folle. Se uno veramente crede in qualcosa, se la vuole fare, non esistono limiti. Questo è il messaggio che voglio dare. Senti, uno bravo così poteva scegliere qualsiasi brano per stupirci, ma io penso che tu abbia scelto questo perché poi nello stretto delle tue mani c'era tutta la tua rabbia, il tuo percorso, sì, il tuo dolore e anche la tua vittoria. Bravo. Grazie. Io dico che a parte la storia che hai raccontato, che è commovente e bella, però non hai imparato a suonare e hai vinto, hai imparato a suonare così. Questo sconvolge. Grazie, è veramente un onore. Hai detto una frase di grande valore, di grande importanza, non esistono limiti se uno vuole, è quello che volevo dimostrare e per me tu vali tanto. Sei di grande valore. Sembra ci dica qualcosa, l'avete emozionato finalmente. Eh sì, perché hai dimostrato che al di là dello studio, del virtuosismo, prima di tutto si suona con il cuore. Grazie. Bravo, bravissimo, davvero bravissimo. Beh, per me vale. Per me vale. C'è un bel 100!